Questa trasmissione è offerta da Morandini Immobiliare. Buonasera a tutti amici di Telefriuli, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata con Miss in Onda. La conoscete già, ma io sono qui anche a raccontarvi quello che accade in questa trasmissione. Miss in Onda nasce dalla voglia di andare a proporre delle selezioni di Miss Italia in uno studio televisivo, coinvolgendo le belle città della nostra regione. Quindi questo è il lavoro che noi andiamo a svolgere e quello che portiamo nelle vostre case. Per tradizione ovviamente le serate di Miss Italia si facevano nelle piazze, noi invece portiamo le piazze in TV. Belle ragazze e ovviamente tante belle città da scoprire, riscoprire o magari approfondire quelle che sono le loro caratteristiche e le loro particolarità. Questa sera inizieremo con... Siamo pronti con le ragazze? Vedo Paola Lezzoni e fa sì, ho sentito lo scalpitare delle modelle. Allora facciamo così, andiamo subito a conoscere le nostre Miss, le vediamo in una veloce passerella iniziale e poi scopriremo qualcosa di... Ve lo dico dopo, le candidate al titolo di Miss in Onda 30°, adesso lo sapete, a voi! Ovviamente mascherate in questa prima uscita. 11 le candidate al titolo di Miss in Onda 30°, perché questa puntata è proprio dedicata agli amici di 30°, che fra qualche istante andremo a conoscere. Lo diciamo sempre, ovviamente il numero delle concorrenti è limitato proprio tenendo conto di quelli che sono gli spazi disponibili, perché lo sapete che le normative vanno rispettate e noi lo facciamo molto volentieri, così come pure il parterre dei nostri ospiti è il numero limitato, però anche questa sera avremo persone che avranno molte cose da raccontarci. Io per questo voglio coinvolgere il vice sindaco di 30°, Renato Barbalace, al quale saluto innanzitutto, la ringrazio per aver accettato il nostro invito e di presentare i suoi ospiti. Bene, buonasera a tutti, per noi è un gran piacere essere qua questa sera. Purtroppo la serata, come ha detto lei, è un po' limitata per le normative Covid, cercheremo di fare del nostro meglio e io sono qua con una, ottima rappresentanza da parte del Comune di 30°. Con me c'è Federico Artico, assessore ai tributi e alle attività produttive, Nevio Merlino che rappresenta la Polisportiva di 30°, e Aldo Martinuzzi che rappresenta la banda e oltre alla banda anche una costola della banda che è Brasse Vonde, e qui a fianco a me Daniele Del Fabbro che rappresenta, oltre che essere consigliere comunale, rappresenta la comunità di Ara. Molto bene, quindi abbiamo una bella rappresentanza di 30°, con loro, sapete, parleremo di quelle che sono le peculiarità di questa città, le caratteristiche, quelle che sono le sorprese che ci riserva. Io adesso però mi faccio da parte perché sapete che adesso è il momento nel quale andiamo a presentare il primo gruppo di concorrenti, anzi si presenteranno loro come si fa sempre, quindi siamo pronti ad accogliere la prima concorrente, colei che apre ufficialmente questa selezione di Miss in Onda 30°. La numero 1, eccola. Buonasera a tutti, sono Chiara Mesaglio, vengo da Palazzolo dello Stella, ho 19 anni e studio Scienze dell'Educazione con l'obiettivo di diventare pedagogista. Concorrente numero 1. Andiamo con la prossima, che ovviamente è la concorrente numero 2. Salve a tutti, sono Alessia Micconi, ho 20 anni, vivo a Maiano e ho finito il liceo classico.
Concorrente numero 2. Ed è ovviamente, prego, pronta anche la concorrente numero 3. Buonasera, io mi chiamo Ioniglia Cogiocaro, vengo da Ramoscello, di comune di Sesto Arreghine, e ho 19 anni. Concorrente numero 3. E quindi andiamo con la concorrente numero 4. Buonasera a tutti, sono Gaia, vengo da Trieste, ho 22 anni, nella vita studio scienze della formazione e pratico nuoto a livello agonistico. Concorrente numero 4. E andiamo con la prossima, ovviamente la concorrente numero 5. Buonasera, mi chiamo Gloria, 19 anni, vengo da Chiusaforte in provincia di Udine e nella vita sono un estetista. Molto bene, concorrente numero 5. Salutiamo anche la concorrente numero 5 e andiamo quindi a conoscere la concorrente numero 6. Buonasera, mi chiamo Mariam, ho 22 anni, vengo da Tavagnacco e nella vita faccio la pasticcera. Molto bene, concorrente numero 6. Vediamo sfilare la concorrente numero 6, poi magari le chiameremo a gruppi di 3. Così avremo modo di rivederle. Io so che a casa fate l'applauso, io lo so che lo state facendo per le nostre 6 prime concorrenti, le prime 6 concorrenti che, ricordo, come da regolamento, sfilano con il loro abito, poi le vedremo con il body ufficiale, quello sarà uguale per tutte. Allora, andiamo a rivedere, lo dico anche alla giuria, le prime 3 concorrenti, quindi Chiara numero 1, Alessia numero 2 e Ionela numero 3. Eccole qui. Passo avanti per la concorrente numero 1. Lei è Chiara. Poi abbiamo Alessia, che è la concorrente numero 2. E quindi Ionela, concorrente numero 3. Potete rientrare, grazie. Ed ora 4, 5, 6. Gaia, Gloria e Mariam. Sono loro. Passo avanti per Gaia, che è la concorrente numero 4. Andiamo quindi a rivedere Gloria, che è la numero 5. E quindi Mariam, che è la numero 6. Grazie, potete rientrare. Qualcuno di voi che segue fedelmente questa trasmissione e
ci fa piacere perché sappiamo che siete in tanti, avrà notato che alcune ragazze le ha già viste in altre puntate, certo perché fa parte del regolamento di Miss Italia, noi questa sera ne premieremo 6, queste 6 andranno direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, sapete che Miss Italia ha più finali regionali, tra l'altro ne faremo anche una qui a Telefriuli, ve l'abbiamo già anticipato venerdì scorso, le altre, quelle che non si qualificano, possono rimettersi in gioco nelle selezioni successive, ecco perché alcune le rivedete ed è il bello di Miss Italia, quindi per loro Miss Italia continua davvero fino a quando non si chiudono le luci, come dico io, alle finali regionali, quindi ecco perché alcune di loro si ripresentano e questo ci fa davvero molto piacere, poi riunendo un po' le ragazze di tutta la regione, perché vedete che il bello di questo concorso è anche questo, che per vincere il titolo di Miss Inonda 13° arrivano un po' da tutta la nostra regione, forti del fatto che partecipano a questo concorso che da 82 anni ci fa compagnia. Io in ogni occasione vi porto un saluto da parte di Patrizia Mirigliani, la nostra patron, qui chiedo un applauso agli ospiti che sono in studio, non lo sentirete fortissimo ma lo stanno facendo. Bene, io anticipo quello che accadrà al ritorno alla pubblicità perché ci incontreremo con il sindaco Renato Barbalace. Io le chiedo di anticiparci qualcosa su quel premio che vedo sul tavolo, poi approfondiremo, avremo altre cose da raccontarci, però questo premio europeo Eloge. Sì, questo premio Eloge ci è stato consegnato martedì scorso in Consiglio regionale ed è un premio europeo che premia tutte quelle cittadine o città che seguono e hanno un livello molto elevato di eccellenza nella governance. E noi siamo stati premiati qui in Friuli assieme ad altri 10 comuni e per noi è un onore diciamo, averlo portato a casa perché vuol dire che rispettiamo tutti quelli che sono i 12, diciamo un decalogo di 12 chiamiamole caratteristiche che un comune deve avere per poter essere diciamo, un comune d'eccellenza. Poi magari ne parleremo approfondendo. Esatto, avete capito perché non potete perdervi questa puntata, perché parliamo di 13°, abbiamo le nostre concorrenti, insomma adesso un po' di pubblicità e poi state con noi perché ci rivediamo subito. Pubblicità. Ed eccoci qui, ecco che arriva l'applauso anche dalle nostre Miss nei dietro le quinte. Prontissimi per Miss in Onda. Io prima di andare con la pubblicità vi ho presentato il vice sindaco Renato Barbalace, abbiamo parlato di questo premio, torneremo poi ancora a parlare del 13°, anzi io prima mi hanno detto guarda che hai definito Renato Barbalace il sindaco, mi scuso con Giorgio Baiutti al quale farei un bel applauso, che è il sindaco di 13° e tra l'altro non può essere presente questa sera ma è stato preziosissimo nell'organizzare questa puntata perché insomma ci ha dato tutti gli spunti, è stato preziosissimo nella collaborazione, quindi davvero grazie sindaco e ovviamente vice ci vedremo fra un po' perché adesso torniamo a parlare delle nostre concorrenti, abbiamo visto le prime 6 concorrenti con il loro abito, adesso vediamo le prossime, io come al solito mi faccio da parte e andiamo a conoscere la concorrente numero 7. Buonasera a tutti, sono Angelica Mazzero, ho 21 anni e vengo da Cervignano del Friuli. Lavoro presso un centro estetico. Molto bene, concorrente numero 7. Ricordiamo che in questa prima uscita sfilano con i loro abiti e si presentano. Tutte quante hanno la mascherina al braccio perché ovviamente fino al momento in cui escono in studio usano la mascherina ovviamente nel dietro le quinte rispettando tutte quelle che sono le norme. Concorrente numero 7, grazie, andiamo con la prossima che è la numero 8. Buonasera a tutti, sono Sara, ho 19 anni e nella vita studio economia aziendale. Concorrente numero 8, io dico molte volte il numero perché è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le ragazze. Tra l'altro qui a Telefriuli è molto bello perché la giuria oltre a vederle di persona riesce anche a vederle nello schermo, quindi si va a valutare anche una resa televisiva che comunque per una ragazza che intraprende un percorso di Miss Italia è comunque importante. Andiamo con la prossima che è la concorrente numero 9. Buonasera, sono Michela, ho 21 anni, vivo a Maiano e nella vita lavoro in uno studio di amministrazioni condominiali. Molto bene, concorrente numero 9.
Abbiamo conosciuto la numero 9 ed ora andiamo a conoscere la numero 10. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia Sofia, vengo da Pradamano e mi sono appena diplomata. Molto bene, concorrente numero 10. Chiude il gruppo la concorrente numero 11. Buonasera a tutti, mi chiamo Mary Mansutti, vengo da Tricesimo in provincia di Udine, ho 27 anni e la mia più grande passione è la danza. Molto bene, concorrente numero 11, prego. Grazie anche alla concorrente numero 11. Lasciamo fino all'ultimo secondo proprio alle ragazze la possibilità di sfilare. E ora, come abbiamo fatto prima, magari le rivediamo a gruppi, quindi andiamo a vedere la numero 7, 8 e 9, le rivediamo subito. Eccole qui, prontissime. La concorrente numero 7, 8 e 9. Io a questo punto mi metto nell'angolino. Numero 7, prego, Angelica. Quindi abbiamo Sara, che è la numero 8. E quindi Michela, che è la numero 9. Sette, 8, 9. Grazie, potete rientrare. È la volta della numero 10 e la numero 11, quindi andiamo a rivedere Giulia insieme a Mary. Eccole. Giulia, prego, un passo avanti, la numero 10. E poi abbiamo Mary, concorrente numero 11. Grazie, potete rientrare. Molto bene. Facciamo un applauso a queste ragazze. Lo fate voi da casa, sono davvero strepitose e credo che per loro sia una bella esperienza, perché comunque affrontano uno studio televisivo, quindi alcune di loro, insomma, è normale che magari aspirano un giorno a lavorare in televisione, alcune, avete sentito, cantano, ballano, quindi Miss Italia è comunque per loro una vetrina di prestigio e lavorare in uno studio televisivo stanno imparando molte cose, di questo siamo molto molto felici. E se noi realizziamo tutto questo è grazie alle città che decidono di accettare l'invito di Telefriuli. Anzi, io chiedo un applauso per tutto lo staff di Telefriuli, perché in questi mesi ci hanno fatto, fanno compagnia e faranno compagnia, quindi davvero c'è un lavoro encomiabile da parte di tutti coloro, dalle redazioni a coloro che curano la parte dei programmi, ai tecnici, operatori, insomma davvero fanno un grande grande lavoro. E dicevo, questa sera noi ringraziamo Tricesimo e vorrei qui vicino a me il vice sindaco, lo rivediamo di nuovo, Renato Barbalace. Grazie vice sindaco, io mi sposto un po' così manteniamo le distanze, se vuole qui si può togliere la mascherina, però insomma ecco, siamo sufficientemente distanti e lo studio è molto molto ampio. Tra l'altro io, visto che parliamo di mascherina, parliamo di tutto questo, com'è la situazione Covid nella vostra città, nel vostro comune? Perché bisogna anche affrontare questi argomenti che sono molto importanti. Dunque, io posso riferire questa sera, riportare diciamo, un aggiornamento sulla situazione Covid a Tricesimo, che è molto in linea con quelli che sono i dati nazionali, cioè si nota nella popolazione un calo drastico di quelli che sono i casi, siamo quasi a livello zero. Quello che è molto importante invece da ringraziare i cittadini tricesimani che rispettano veramente le norme, quelle delle normative anti-Covid, che sono quelle sia nei locali, chiamiamoli così, nelle attività produttive, nei locali, nei ristoranti, e sia anche all'esterno.
però mi sento di fare una raccomandazione, visto che all'esterno spesso e volentieri sono i giovani, di tenere sempre conto della distanza come buona norma per poter evitare i contagi. Quindi io faccio un appello anche ai giovani e a tutte le persone che si trovano un attimino all'esterno in gruppo, seguendo sempre le normative, ma è sempre più bene ricordare che più si fa e meglio è. Esatto, divertiamoci però in sicurezza, perché si può fare. Noi lo diciamo sempre nelle serate di Miss Italia, abbiamo delle ragazze molto giovani, però dietro le quinte sono rispettose, davvero ammiriamo tutto questo ed è giusto che rispettiamo queste. Sono semplici ma rispettiamole. Invece abbiamo parlato prima di questo premio della buona amministrazione, credo che insomma per un comune ricevere un premio del genere sia motivo di grande orgoglio, di onore, quindi qual è il vostro impegno che mettete per vincere, ricordiamo, questo premio europeo ELOGE? ELOGE è un premio europeo, come dicevo prima, che ci è stato consegnato nell'aula del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio Zanin, dal Presidente Franco Brussa dell'AICRE e presente anche Roberti, assessore alle autonomie locali. È un premio di grande prestigio perché siamo i primi anche in Friuli a fare delle rilevazioni sul territorio dove poi dietro queste rilevazioni noi siamo risultati nei primi 10 proprio per un buon governo, perché rispettiamo i 12 principi che sono quelli che noi vediamo, se la regia poi magari inquadrerà. Ho visto che stava inquadrando, si inquadrava prima il premio. Può vedere un attimino quali sono questi principi. Io non vorrei tediare. No, però è interessante perché questo premio ci ha incuriosito molto. Sì. Abbiamo visto proprio, eccolo qui, abbiamo un'inquadratura dove vediamo probabilmente i principi cosa sono riportati poi in quelle che sono le sfaccettature. Esatto. Andiamo a vedere insieme, interessante. La partecipazione civica, la rappresentanza e il corretto svolgimento delle elezioni, la recettività, l'efficienza ed efficacia del comune, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, sostenibilità e visione di lungo termine, solidità nella gestione finanziaria, diritti umani, diversità culturali e coesione sociale e la grande responsabilità. Io questo premio direi che è anche frutto di una grande collaborazione anche di tutti i tricesimani, perché come è stato assegnato questo premio, come è stato l'iter per assegnarlo. Noi abbiamo mandato in rete via web dei questionari e oltre 100 cittadini hanno risposto in modo obiettivo a quelle che erano questi principi che io ho letto. Anche perché leggerli è semplice, ma rispettarli tutti non deve essere una cosa, perché leggere l'elenco così potrebbe essere relativamente semplice, ma rispettarli tutti deve essere un impegno veramente molto gravoso. E questo è importante perché ogni cittadino ha avuto la possibilità di poterlo fare da casa propria e al di fuori da ogni eventuale suggerimento, e quindi l'obiettività è molto importante. Quelli altri che hanno partecipato anche 15 amministratori comunali, sia di maggioranza che di minoranza, hanno compilato i quesiti e nello stesso tempo anche 12 dipendenti comunali. Quindi crediamo veramente che una vasta platea di persone hanno potuto rispondere come meglio credevano e da questo è venuto fuori, come dicevo, il premio. Quindi un grazie ai tricesimani che ci ha dato una grande soddisfazione a fare questo. Potevo anche ringraziare chi ha collaborato con me e con tutti i vari anche amministratori, che la dottoressa Fumolo, che è la responsabile, la vice segretaria, e la collega Barbara Ianis, che è assessore al commercio. Molto bene. Ecco, ripeto, anche il sindaco su questo ci teneva che io stasera venisse a riferire e per me è un grande onore poterlo fare. Infatti lo sapevamo, una cosa quale ci tenevamo anche noi, perché comunque è un bel premio importante. Adesso io la ringrazio, ovviamente la faccio riaccomodare con gli altri ospiti con i quali parleremo più tardi di Tricesimo, ma tutto questo subito dopo un po' di pubblicità. State con noi. Dove andate? State con noi. Eh sì, questa sigletta è diventata
tormentone, sta diventando il tormentone dell'estate e questo ci fa piacere, insomma questo stacchetto oramai vi fa capire che siamo qui su Telefriuli con Miss in Onda. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare al nostro amico Walter Parisotto, fotografo ufficiale delle selezioni di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, presente in queste serate, quindi sulle pagine Facebook di Miss Italia Friuli Venezia Giulia, sulle pagine Instagram, sui social, insomma vedete tante sue belle immagini. E un ringraziamento particolare vorrei farlo anche a Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia modashow.it, che è là dietro le quinte con le sue Miss, esclusivista regionale di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto. Quindi grazie Paola, poi la vedremo ovviamente al termine della trasmissione per portare i saluti, insomma la vedremo in quell'occasione. Bene, allora, cosa abbiamo visto finora? Ovviamente, a parte l'intervento importantissimo del vice sindaco Renato Barbalace di Tricesimo, abbiamo visto le 11 candidate al titolo di Miss in Onda Tricesimo che hanno sfilato con il loro abito, con l'abito proprio quale hanno scelto di presentarsi. Adesso invece andiamo nel momento importante di ogni selezione di Miss Italia, perché ora le ragazze sfilano tutte con il body ufficiale del concorso, body tutti uguali per loro, e quindi adesso è il momento in cui la giuria darà il voto definitivo. Io come al solito mi faccio da parte, le ragazze a questo punto le presento io. Iniziamo sempre dalla concorrente numero 1, che è sempre Chiara. Prego. Concorrente numero 1, lei è Chiara, ha 19 anni, arriva da Palazzolo dello Stella. Chiara, concorrente numero 1. Lasciamo sempre qualche secondo ai giurati, pronti per accogliere la concorrente numero 2, che è Alessia. Alessia concorre con il numero 2, ha 20 anni e arriva da Maiano. Concorrente numero 2, Alessia. Ed è pronta, prontissima la concorrente numero 3, Ionela. Concorrente numero 3, lei ha 19 anni e arriva da Ramuscello, quindi dalla provincia di Pordenone. Concorre con il numero 3. Salutiamo la numero 3 e lasciamo spazio al numero 4, che è Gaia. Gaia ha 22 anni e arriva da Trieste. Concorrente numero 4, Gaia. Bene. E andiamo quindi con la numero 5, lei è Gloria. Gloria ha 19 anni e arriva da Chiusaforte. Gloria numero 5. Grazie anche a Gloria. E andiamo con la concorrente numero 6, lei è Mariam. Mariam ha 22 anni e arriva da Tavagnacco, quindi dalla provincia di Udine. Concorrente numero 6. Numero 6.
E ora li rivediamo ancora a gruppi di 3, così le vediamo subito con il loro body, iniziando da 1, 2 e 3. Prego. Quindi Chiara, Alessia e Ionela. Prego Chiara, concorrente numero 1. Poi abbiamo Alessia, concorre con il numero 2. E quindi abbiamo Ionela, concorrente numero 3. Grazie, potete rientrare. E ovviamente al momento della 4, 5 e 6. Prego. 4, 5, 6. Iniziamo con Gaia, concorrente numero 4. Poi abbiamo Gloria, concorrente numero 5. E poi abbiamo Mariam, concorrente numero 6. Grazie, potete rientrare. Molto bene. C'è un clima veramente molto attento nello studio questa sera, ci fa molto piacere. Vorrei un altro intervento a questo punto dell'assessore alle attività produttive, il 13°, Federico Artico. Buonasera a lei. Se vuole, esatto, può togliersi la mascherina, stiamo distanti. Buonasera a tutti quanti e grazie per l'invito a questa serata. Grazie a voi. Attività produttive a 13°. Come si svolge il suo lavoro? Qual è la realtà della vostra città? Beh, la realtà comunale di 13° è una realtà che è cambiata molto negli ultimi anni e sta cambiando molto anche con l'ultimo periodo pandemico che abbiamo vissuto. Nonostante tutto il trend rimane ancora positivo rispetto alle chiusure che ci sono state in passato e quindi abbiamo ancora fortunatamente delle aperture che hanno e sono riuscite a compensare le chiusure che ci sono state nel recente passato e che hanno riguardato particolarmente le attività commerciali, diciamo così, in senso stretto. La realtà di 13° si sta un pochettino evolvendo, mentre in passato il nostro comune, il nostro territorio era molto noto per l'emporialità, quindi per il negozio classico di prossimità, la merceria, bellissime, certo. Ce n'erano tantissime in borgo, è vero. Dove si trovava qualsiasi cosa, con questi cassetti in cui i titolari di negozi, come dei maghi, sapevano andare qualsiasi cosa. Ecco, da questo tipo, diciamo così, di commercio siamo evoluti e l'offerta si sta lentamente e progressivamente spostando verso i servizi, verso il terziario e quindi quegli spazi che sono rimasti chiusi perché hanno chiuso quel tipo di attività, lentamente e progressivamente stanno e vengono ricoperti, riutilizzati appunto attraverso servizi del terziario. Questa trasformazione per un assessorato come il suo, che è particolarmente importante e vicino anche per assessore anche ai tributi, questa trasformazione cosa sta portando nella città? Quali realtà? Sta portando realtà nuove e diverse, come ho già detto, in particolare molti studi professionali, quindi sia studi professionali di natura tecnica, come possono essere quelli di un geometra, di un commercialista, di un architetto, e sia anche nei servizi alla persona. C'è un utilizzo molto importante di spazi, quindi abbiamo tutta una serie di nuove attività, quali fisioterapisti, medici, omeopati, e attività insomma direttamente collegate a quello che è la necessità della popolazione. Oltre a questo devo dire che c'è anche un'ottima capacità di fornire servizi e appunto attività nel settore della ristorazione, quindi dietro agli storici nomi che tutti conosciamo e che non dico per motivi pubblicitari. Ma non si preoccupi, insomma, assolutamente. I fasti dell'antico Boschetti. Ecco, parliamo di nomi storici che fanno parte della storia della regione, quindi non è diciamo pubblicità, ma è una... Questa linea è stata portata avanti da altri tricesimani e da altre attività e quindi contiamo veramente un'offerta importante per chi vuole
venire a Tricesimo, oltre che per la bellezza dei luoghi e dei posti, anche magari per degustare un buon bicchiere di vino, oppure appunto fare un'esperienza culinaria di altissimo livello. Quindi comunque l'enogastronomia è presente di ottimo livello. È fortemente presente e di altissimo livello. Molto bene. Ha qualcosa da aggiungere? Volete aggiungere qualcosa? Non a lei il microfonato, vice sindaco, se vuole intervenire. Vorrei aggiungere che sicuramente Federico potrà anche accondiscendere e dire che effettivamente faccio e do un buon suggerimento all'asparago a Tricesimo. Su questo pregherete. Ovviamente sì, giustamente il sindaco mi ha ricordato uno dei prodotti più noti e più caratteristici della nostra zona, che è proprio quello dell'asparago bianco, tant'è che è un prodotto, diciamo così, talmente conosciuto che è presente anche in una poesia di Pietro Zurrutti degli inizi del Novecento ed è citato come una delle 7 meraviglie del Friuli. Adesso non mi chieda di dire la poesia. No, questo non glielo chiedo. Magari potrebbe dire lei, me la dica lei, e ovviamente non sarà in grado. Quindi ci fermiamo. Ci salviamo tutti e due. Salviamoci così. Quindi davvero grazie per questa illustrazione della città. Ovviamente, io lo dico agli amici che sono a casa, noi diamo degli spunti, cerchiamo di suscitare interesse, poi mi auguro che tutto questo vi faccia venire voglia di andare a trovare gli amici di Tricesimo e vedrete tutto quello che noi vi raccontiamo, lo potete provare con mano e soprattutto vedete che noi qui dobbiamo fare per forza della sintesi, ma ci sono tante belle cose che vi attendono. Poi avremo tante altre cose da raccontarvi. Intanto io la ringrazio, Assessore Artico, grazie davvero. Grazie davvero, ci vediamo più tardi. Io adesso manderei un po' di pubblicità e poi a Tricesimo c'è anche DNA Studio. Si parla di ballo. Molto particolare? L'ospite che abbiamo qui con noi? Sì, ma subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi perché Miss in Onda continua. E siamo sempre qui insieme a voi, Miss in Onda. Questa sera assegneremo la fascia di Miss in Onda Tricesimo, valida per l'82esima edizione di Miss Italia. Quindi lo ricordiamo, le 6 ragazze che vinceranno questa sera saranno ammesse direttamente alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, ovviamente. Parliamo di Tricesimo, abbiamo avuto degli illustri ospiti che ci hanno raccontato una parte della città, un'altra parte ci sarà raccontata da ospiti che vedremo nel corso di questa puntata, ma adesso sappiamo che a Tricesimo c'è DNA Studio, parliamo di ballo. E qui con noi abbiamo Michele Mazzon, che è ballerino e coreografo. Prego Michele. Al microfono, altrimenti glielo porto io. Può prenderlo lei, grazie Michele. Ci diamo del tu Michele, dai, tanto siamo sul palco insieme, lo condividiamo. Allora Michele, ballerino, coreografo, Dynamic Wybes, quindi di che cosa ti occupi? Allora io faccio il ballerino coreografo da circa 12 anni, lavoro prettamente insomma il settore della street dance, quindi hip hop, diciamo musica molto attiva, molto carica, e stasera sono qui in rappresentanza per la DNA Studio di Tricesimo e la Dynamic Vibes Dance Studio, che sarebbe la mia scuola insomma. Molto bene, allora io prendo il microfono. Ti ringrazio. La base parte con noi, Michele Mazzoni in rappresentanza di DNA Studio. A voi. Nigga playing games, get that act right. Money don't fold, is that act right? Nigga playing games, get that act right. Money don't fold, is that act right? Going, back to the back. Rest in peace to my son. Fly nigga, I take yo. I had to leave this shit, did me like coke. The devil talking to me, but I don't hear me. Act like I'm deaf, so fuck you, fuck them. Fuck my ex in the popos. 100 bottles in the cup, no green. Niggas start to boom, don't see. Fendi on my shoes, Fendi on my bed. I'm in the Fendi store, I don't need help. All gold, everything, Trinidad. I went to high school with you been rap. I don't got money problems, I got Chuck is. 2 things I gotta stay, 2 deals. In the club, got them bottles on replay. Tryna break a record like a DJ. There's 150 bottles in one time. I get it, act right, act right, act right. Money don't fold, that act right, act right. Nigga playing games, tell y'all act right, act right. Nigga playing games, act right.
Grazie Michele Mazzon, grazie a DNA Studio di Tricesimo. Ma sì, perché è anche bello fare questo in realtà. Questa trasmissione serve a parlare delle città sotto tanti punti di vista, ovviamente quello culturale, quello artistico, quello produttivo e anche attraverso delle realtà importanti, perché comunque una scuola di danza crea sempre aggregazione, crea sempre un bel momento, una bella opportunità per i giovani di stare insieme. Quindi grazie anche a voi per questo lavoro. Poi magari l'anno del Covid sappiamo che è stato un anno molto difficile, però anche questi sono segnali belli, anche questi sono bei segnali. Quindi grazie agli amici di Tricesimo. Bene, io a questo punto mi faccio da parte perché protagoniste arrivano loro, l'ultimo gruppo di concorrenti, e quindi andiamo a vedere con il body ufficiale del concorso la concorrente numero 7. Lei è Angelica. A voi, ritorniamo in gara. Anzi, ritornano in gara. Io le ammiro insieme alla giuria, insieme a voi che siete a casa. Angelica concorre con il numero 7, a 21 anni, arriva da Cervignano del Friuli. Numero 7. Molto bene, Angelica. E andiamo con il numero 8, lei è Sara. Sara ha 19 anni e arriva da Udine. Sara, concorrente numero 8. Molto bene, Sara. E lascia spazio alla sua amica che è la numero 9, perché in realtà guardate che in camerino c'è una bella unione tra queste ragazze. C'è una sana concorrenza, ma c'è una bella unione. Questo è grazie al concorso Miss Italia, grazie a Paola Rizzotti e al suo staff che riesce a creare questo bel ambiente nei camerini. Michela concorre con il numero 9, ha 21 anni e arriva da Maiano, quindi dalla provincia di Udine. Michela numero 9. E quindi andiamo al numero 10 che è Giulia Sofia. Numero 10. Giulia Sofia ha 18 anni e arriva da Pradamano, quindi dalla provincia di Udine. Giulia Sofia, numero 10. Chiude il gruppo la concorrente numero 11, lei è Mary. Mary ha 27 anni e arriva da Tricesimo. Mary, concorrente numero 11. E ora li andiamo a rivedere a gruppi, quindi 7, 8, 9. La numero 7 è Angelica e può fare un passo avanti. La numero 8 è Sara. E la numero 10 è Michela. Grazie, una bella inquadratura per loro e potete rientrare. E quindi andiamo con la numero 10 e la numero 11, Giulia Sofia e Mary. Eccole qui che arrivano insieme. Numero 10, Giulia Sofia, prego. E poi abbiamo Mary, che è la numero 11. Grazie. Meccanismi automatici, attaccano e partono da sole. Brave, facciamo un applauso. Facciamo un applauso a queste 11 ragazze, 11 concorrenti
Tra l'altro, vedete in sovraimpressione c'è il numero di telefono, il contatto se volete partecipare a Miss in Onda, vi iscrivete sul sito missitalia.it, oppure il numero di telefono che vedete in sovraimpressione è direttamente quello dei responsabili, Paola Rizzotti, responsabile regionale di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. L'iscrizione ovviamente è totalmente gratuita, ci teniamo questo a sottolinearlo. Se volete partecipare alle prossime trasmissioni, ne abbiamo ancora qualcuno in programma, telefonate i numeri in sovraimpressione. Bene, parliamo ancora di tricesimo, con molto piacere lo facciamo con Daniele Del Fabbro. Buonasera a lei, la invito ad accomodarsi qui sul palco. Consigliere delegato, io vado a leggere gli appunti, che presiede la storica associazione Rosade Furlane, impegnato in un programma di qualificazione dell'area verde e ricreativa che circonda il centro di Ara Grande. Ma io, Daniele Fabbro, buonasera innanzitutto. Buonasera e grazie per l'invito. Le chiedo, Rosade Furlane, di che cosa si occupa e cosa fa? Rosade Furlane nasce quasi 60 anni fa, pensi un po'. Lo scopo era quello di promuovere musica e folklore, danza friulana. In questo periodo, ma non solo causa il Covid, il folklore non attraversa momenti particolari o felici, chiamiamoli così. Comunque noi cerchiamo di sopravvivere organizzando anche altre manifestazioni, altre cose, cerchiamo di essere presenti sul territorio con serate culturali, eccetera. In questo momento particolare siamo chiamati a riorganizzare un po', a riqualificare un po' l'area che sorgeva in pratica il presepio, il grande presepio di Ara. Area che ci è stata assegnata dal comune. Il presepio non si fa più, il presepio ha segnato per 40 anni la storia della nostra frazione. Se Ara qualcuno la conosce è merito di Don Anilo Genero, perché prima con il gruppo folcloristico, poi con il presepio ha fatto in modo che Ara fosse conosciuta anche fuori, non solo dai confini regionali, ma anche oltre. Il presepio era una creazione, se mi permette questo termine, di Don Anilo. Noi diciamo onestamente non siamo in grado di continuare una cosa di questo genere. Sono già No, guardi la telecamera davanti. No, abbiamo tempo. No, dicevo che noi onestamente è difficile per noi continuare un lavoro così. Don Anilo era architetto, era l'organizzatore, era l'operaio, il perché factotum, poi, poi anche il custode, no? Perché poi lui viveva lì. Figure per noi è straordinarie. molto difficile. Comunque purtroppo le cose belle hanno un inizio e una fine. Noi cerchiamo in qualche modo adesso di riqualificare quell'area, verrà un'area verde, esatto, un'area verde in cui posizioneremo appunto delle panche, delle cose senza fare nulla di eclatante, un posto anche per cui i ciclisti che arrivano in questo periodo, soprattutto in estate, arrivano giù che poi vanno al mare per la ciclabile, avranno un punto dove fermarsi, dove poter bere un bicchiere d'acqua, riposarsi, eccetera. Potrà essere una sosta a supporto anche del turismo, quindi certamente. Ovviamente il turista che decide di venire a Tricesimo per visitarlo o magari di passaggio, visto che comunque è in una posizione favorevole in questo senso, in quella struttura potrà trovare una forma di ristoro o comunque anche una serie di servizi che potrebbero tornare utili a loro. Senz'altro, ma senz'altro. Siete già al lavoro? Che tempistiche ci sono per tutto questo? Ma allora, fino adesso io devo fare anche un ringraziamento a tutti i volontari che hanno lavorato. Ara ancora una volta si è dimostrato un paese che dal punto di vista del volontariato ha dato molto, e anche in questo caso in Ara hanno risposto molto bene. Ci sono una decina di persone che lavorano ininterrottamente il sabato, poi anche qualche giorno durante la settimana, ed è stato fatto tutto quel lavoro lì, è un lavoro enorme sul volontariato. Adesso l'amministrazione comunale interverrà, mi pare verso settembre, così, con un lavoro. Dunque noi contiamo verso la fine di ottobre di poter avere già un'idea di come verrà tutta quell'area. Molto bene. Dunque tutto questo. Io la ringrazio di questo, complimenti anche a voi per il lavoro che fate, perché come diceva lei il volontariato è prezioso e lei ne è un esempio. Adesso sa cosa c'è? La pubblicità. Benissimo. Quindi andiamo insieme a guardarla e poi Grazie. restate qui con noi. Grazie a lei, con noi Daniele Del Fabbro, grazie. Pubblicità. Sempre qui insieme a voi, in piacevole compagnia. Noi siamo pronti per questa
parte dedicata a Miss in Onda, continuiamo a parlare di Tricesimo e mi sposto perché vorrei un altro ospite, Aldo Martinuzzi. Consigliere della banda cittadina e presidente del gruppo degli Ottoni, Brass e Vonde. Quindi con lei parleremo, buonasera Aldo, parleremo di questa importante realtà musicale di Tricesimo. Abbiamo visto la danza e adesso c'è lei che ci racconta tutto questo. Quindi iniziamo a parlare appunto di quella che è la banda, del gruppo degli Ottoni, quali sono le caratteristiche, 20 anni di fondazione parliamo. 20 anni dei Brass e Vonde, sì. Ma parliamo prima un po' di banda e poi passiamo ai Brass. Certo, parliamo della banda. No, la banda è una delle realtà più vecchie del Friuli, siamo secondi in termini di età, dal 1833. Come tutte le altre realtà musicali, non solo in Friuli, abbiamo sofferto per il Covid, per l'impossibilità di far prove, fare concerti, però l'attività è comunque andata avanti anche con la scuola di musica, perché come banda abbiamo anche una scuola di musica che funziona con degli insegnanti specializzati e un discreto numero anche di allievi. Le chiedo, se uno vuole informazioni sulla scuola di musica, c'è un sito internet, diamo informazioni www.bandatricesimo.it. Perfetto. Quindi e trovate tutto quello che vi serve. Molto bene, molto bene. Ottoni invece? Il gruppo dei Brass e Vonde è un gruppo che nasce esattamente 20 anni fa, quest'anno stiamo celebrando appunto il nostro ventennale. Nasce quasi per gioco, su ispirazione dai gruppi inglesi, in particolar modo dei Philip Jones Brass Ensemble. Non che vogliamo paragonarci a loro, certo che no. È un gruppo misto, nel senso che ci sono alcuni professionisti, alcuni invece dilettanti. Abbiamo avuto anche dei nomi importanti che adesso viaggiano per il mondo. Ottaviano Cristofoli è uno di loro, che ora è prima tromba in una delle più importanti orchestre del Giappone, a Tokyo. Ho Morris Sebastianutto che è a Pechino già da qualche anno, ho Fabio Furgiarini che è in Olanda. Come repertorio facciamo dalla musica classica dal 1400 fino a pezzi contemporanei. Quasi tutte sono trascrizioni del maestro Marco Maiero, componente del gruppo, alcuni sono pezzi originali proprio di Marco Maiero. Le chiedo in quale contesto vi esibite, perché magari potrebbe esserci qualcuno interessato a casa per ospitare magari una vostra performance. Appena si potrà ovviamente, ma speriamo che questo avvenga davvero il prima possibile. In quale contesti? Teatri, piazze, dove vi trovate più a vostro agio? O qual è il contesto migliore per ospitarvi? Non esiste un contesto migliore se non il contesto dove il pubblico è un pubblico caloroso. Quindi va bene la piazza, va bene il teatro, vanno bene anche i matrimoni, perché ci hanno chiamati anche a qualche matrimonio, perché no? Non è la musica festaiola come può essere la musica da ballo, è una musica un po' più contenuta, un po' più delicata. Però insomma vediamo che c'è parecchio riscontro. Insomma io credo che anche questo serva ad incuriosire. Ecco qui delle immagini del vostro gruppo. Lei suona nel gruppo? Suono anch'io nel Strumento gruppo. Che suona? Io suono il tuba. Quindi anche in questo caso, se qualcuno vuole informazioni per contattarvi, perché ovviamente... Anche qui c'è un sito internet che è www.brassevonde.it. Io la ringrazio molto, in bocca al lupo. Posso solo fare un invito? Assolutamente. Perché per i 20 anni, martedì prossimo alle 20:30 in piazza e in Casa Maltempo in Duomo ci sarà un concerto dei Brass e Vonde and Friends. I Friends sono coloro che in questi 20 anni ci hanno dato una mano, hanno collaborato con noi. Quindi ripetiamo l'appuntamento, martedì 4 agosto alle 20:30, come vedete anche. Perfetto, perfetto. La ringrazio, grazie a lei, in bocca al lupo, tante buone cose al gruppo degli Ottoni, alla banda cittadina e grazie a Aldo Martinuzzi. Bene, e a questo punto sapete che facciamo? Riparliamo delle nostre candidate al titolo di Miss in Onda Tricesimo? Direi proprio di sì, mi faccio da parte, le rivediamo ancora tutte insieme. Eccole qui le nostre Miss, rivediamole in un bel passaggio. La concorrente numero 1, lei è Chiara. Prego, qui fate l'applauso, il pubblico in sala. Non tantissimo, ma anche da dietro le quinte le nostre ragazze. Chiara, concorrente numero 1. Molto bene.
Poi andiamo con Alessia, la numero 2. Chi si aggiudicherà il titolo di Miss in Onda 13°, insieme ovviamente a Rocchetta, seconda classificata, Bimac la terza, poi la quarta, quinta, sesta. 6 titoli importantissimi perché danno la possibilità alle vincitrici di accedere direttamente alle finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, 82esima edizione. Molto bene anche Alessia, concorrente numero 2. Eccola qui. E siamo prontissimi a rivedere Ionela, concorrente numero 3. Le ragazze ormai indossano la mascherina come fosse un accessorio di moda, sfilano con la mascherina, però, insomma, ripeto, fino al momento in cui loro escono sul palco, si parlava prima col vice sindaco dell'importanza di mantenere quelle che sono le norme, insomma, questa è una cosa alla quale noi teniamo molto e quindi la mascherina la indossano fino al momento in cui escono. Ionela, concorrente numero 3. Poi abbiamo Gaia, che è la concorrente numero 4. Gaia, concorrente numero 4. E poi abbiamo Gloria, concorrente numero 5. Concorrente numero 5. Mariam, numero 6. Grazie Gloria. Andiamo con Mariam, concorrente numero 6. Bene, prontissima Angelica, numero 7. Grazie Angelica. E andiamo con la prossima, che è la concorrente numero 8. Lei è Sara. Sara, concorrente numero 8. Molto bene anche Sara. E andiamo con Michela, la numero 9. La concorrente numero 9. Giulia Sofia, numero 10. Giulia Sofia, concorrente numero 10. Bene, salutiamo Giulia Sofia e chiamiamo sul palco la concorrente numero 11, Mary, che chiude il gruppo. Mary, concorrente numero 11. Bene, anche Mary, e grazie. Bene, queste le candidate a titolo, poi ovviamente scopriremo chi sono le vincitrici. Vorrei qui ora vicino a me Nevio Merlino.
se ci può raggiungere. Polisportiva comunale impegnata nella promozione dello sport, basket e atletica in particolare, ha inaugurato da pochissimo con un torneo regionale il nuovo campo di pallacanestro nel Parco Tami, quindi un'attività importantissima, la sua, quella dello sport. È un'attività importantissima che ha origini dal 1968, noi dobbiamo considerare che da questa associazione nascono anche la S13 Calcio, che poi ha avuto un percorso assolutamente autonomo, e anche il volley, che è nato proprio nel 76 presso l'Associazione Polisportiva Tricesimo e poi successivamente ha avuto un percorso suo. Adesso noi effettivamente curiamo in particolar modo il settore basket e il settore atletica. Il settore basket si propone di portare la conoscenza del basket soprattutto al settore giovanile e farlo crescere. Difatti il nostro fiore all'occhiello è rappresentato proprio dal settore mini basket, che conta addirittura 80-90 ragazzi, bambini diciamo, perché si inizia dai 5 anni in poi. Di più non ne riusciamo ad ospitare perché non abbiamo la possibilità proprio come strutture e come anche disponibilità di istruttori adeguati. Tutti i nostri istruttori adeguati sono istruttori federali. Noi siamo considerati, adesso siamo stati accreditati come un centro federale per il mini basket. Perché, positivo anche perché questa è una garanzia anche per i genitori che così affidano i loro bambini alla vostra struttura, vuol dire avere il massimo di quella che è la garanzia per essere seguiti al meglio. Assolutamente, cerchiamo di fare il possibile e di salire come livello di qualità di prodotto che proponiamo. A conclusione tutti gli altri anni, questi ultimi 2 non è stato possibile, si realizzava questa festa Trofeo Città di Tricesimo, che era diciamo rivolto agli esordienti, che è l'ultima categoria del mini basket, con un invito esteso a tutta la provincia, a tutte le associazioni della provincia, e si svolgeva proprio sul campo all'aperto del cosiddetto Martiat. Non possiamo fare a meno di ringraziare l'amministrazione comunale, che ha egregiamente proprio in questi giorni completato il lavoro di rifacimento del fondo, che era in una condizione non eccellente. Adesso invece lo è, ed è un punto di richiamo anche per chiunque a qualsiasi età voglia fare basket all'aperto in questi periodi. Le chiedo di rimanere qui con me, andiamo con un po' di pubblicità e poi magari finiamo di terminare questo discorso. Pubblicità, torniamo subito, state con noi. Ci eravamo lasciati con Nevio Merlino della Polisportiva Comunale, parliamo di Tricesimo. Le volevo solo fare una domanda molto veloce, magari banale, però lei ha contatto con giovani, giovanissimi, visto l'attività che svolgete. Si dice spesso che questi ragazzi sono concentrati sul telefonino, ma attività sportiva ne fanno ancora e che risultati avete? C'è molto interesse. Assolutamente, ci vuole molto interesse affinché poi dopo un entusiasmo iniziale non abbandonino successivamente, ed è per questo che noi cerchiamo di portare sempre più in alto l'asticella della qualità, affiancando agli istruttori, diciamo, anche preparatori atletici o quant'altro in tutti i percorsi che loro fanno. C'è sempre tanta passione. C'è assolutamente passione, anche certi successi, diciamo così, con la maglia azzurra nazionale aiutano notevolmente ad innamorarsi di questo sport. Queste Olimpiadi magari speriamo servano anche a questo. Lo speriamo. Se un genitore, qualcuno vuole avere informazioni per poter partecipare ai vostri corsi, per avere informazioni, dove possiamo trovare? Il sito dell'Associazione Polisportiva Tricesimo. Assolutamente sì, e dopo noi 13 componenti del direttivo, assolutamente volontari, possiamo essere incontrati in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera. In orari di sede o non orari di sede, basta andare in palazzetto o lì vicino, qualcuno di noi lo trovano senza. Che bello tutto questo. Grazie e complimenti per il lavoro che fate. Grazie a voi, grazie davvero. Bene, io adesso farei, ormai è una tradizione, una cosa velocissima, dobbiamo stare nei tempi, dobbiamo premiare le ragazze, però passatevi il microfono, i nostri ospiti, perché un amico che ci sta guardando da casa, magari anche in tutta Italia, sapete, grazie a streaming, Telefriuli.it è seguitissima anche in Italia e all'estero, perché dovrebbe venire a Tricesimo? Una risposta veloce, io inizierei dal vice sindaco, ovviamente lei è già microfonato, poi passiamo agli altri ospiti. Bene, io consiglierei di venire a Tricesimo perché è una bellissima cittadina, una cittadina che ha un centro storico straordinario, ha dei percorsi intorno a se stessa come cittadina, intorno alle proprie mura, percorsi molto paesaggistici straordinari. Nello stesso tempo
c'ha anche dei percorsi, percorsi ciclistici molto belli, infatti sono molti gli stranieri che passano praticamente per le vie secondarie e poi vengono in centro a visitare Tricesimo. È una cittadina che vogliamo rilanciare anche da un punto di vista turistico, tant'è vero che stiamo facendo di tutto anche con l'impegno del sindaco perché il comune possa avere il castello che è un pezzo storico della cittadina che è un po' trascurato e noi vorremmo che diventasse un centro di eccellenza per fare dei convegni, per fare manifestazioni, perché a parte la bellezza, lo splendore nel sito dove è situato, ha delle visioni meravigliose come panoramiche, per cui io direi questo è uno anche dei motivi per cui venire a Tricesimo, proprio come turista. Grazie. Assessore, a lei. Io prima ho parlato di cultura, diciamo così, enogastronomica, ma io sono anche un appassionato d'arte e quindi do, diciamo così, 3 siti da vedere, 3 cose da vedere se uno viene a Tricesimo. Il primo, se trova, diciamo così, il Duomo aperto, deve assolutamente entrare nella chiesa arcipretale di Tricesimo, dirigersi in fondo verso l'altare maggiore. Il primo altare sulla destra c'è la pala d'altare più importante che c'è nella nostra comunità ed è un'opera di Palma il Giovane, dedicata proprio alla dedicazione della nostra chiesa, che è la Madonna della Purificazione. Uno è sicuramente una chicca da vedere. E poi, se si ha la fortuna, perché non sono sempre aperte, altre 2 chiesette, che sono la chiesetta di San Pelagio e la chiesetta di Laipacco, i cui catini absidali fortunatamente recano ancora dei bellissimi affreschi del Tanner del 500. Sono 3 piccole cose che se si passa a Tricesimo vale la pena di essere o prima viste. o dopo l'aperitivo vale la pena fermarsi. Perfetto, passatevi voi adesso, pure lei? Ma bisogna venire anche a visitare le frazioni perché ci sono dei luoghi molto belli, molto suggestivi, per esempio la ciclabile sul Carmore è una cosa molto suggestiva. Bene. Sì, assolutamente. Bellezze naturali ci sono, basta solo essere leggermente curiosi, che forse è quello che oggi più di tanto manca. Essere curiosi e venire e verranno senz'altro gratificati dalle bellezze del paese. Sicuramente perché a Tricesimo si fa della buona musica, però non dimentichiamo che ci sono anche un sacco di altre associazioni che culturalmente hanno un loro perché e dei contenuti veramente eccezionali. Molto bene, noi vi ringraziamo. Avrei un'ultima. È già microfonato, lei è già a posto. Allora avrei l'ultima da dire che a Tricesimo c'è una manifestazione che è Madame Guitar, come diceva Aldo, una cittadina di musica, dove ogni anno vengono artisti da tutto il mondo a suonare e fare dei concerti. Anche questo è un motivo per cui venire a Tricesimo. Molto bene. Grazie a Tricesimo, un applauso per Tricesimo, lo meritate, e tante altre cose. Bene, a questo punto siamo pronti per premiare. Io vorrei che uscisse Paola Rizzotti, magari prende un microfono al volo dai nostri ospiti, così ci racconta quello che è successo con la sintesi, con la contraddistingue. Paola ormai i tempi televisivi li conosce oramai a memoria. Paola, grazie, com'è andata questa sera? Ma mi sembra di ripetermi ogni volta, però io direi benissimo, le ragazze sono veramente belle, brave e motivate, poi dietro fanno gruppo, sai, la tensione, l'ansia c'è, ma insomma siamo qui apposta per farla superare. Però poi io lo dico sempre, sarò monotona, però questa trasmissione mi dà la possibilità anche di conoscere Tricesimo. Io stasera ho scoperto delle cose sinceramente di Tricesimo che non sapevo. Quindi, sono paesi dove magari si passa distrattamente. Esatto, questa trasmissione ci aiuta a conoscerli meglio. Veramente grazie perché avete spiegato in maniera molto semplice ma diretta nello stesso tempo le cose che si possono trovare e fare a Tricesimo, quindi sicuramente passerò a trovarvi, sicuramente. Un'ultima cosa, mi confermi, l'ho detto tutta la puntata, che le 6 vincitrici vanno alle finali regionali. Certo, Okay, sì, è confermato, tutte e 6, le prime 6 classificate. Grazie Paola, stai qui con noi ovviamente. Bene, iniziamo a premiare
Tutte quelle che vado a citare sono ammesse alle finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia. Iniziamo con la sesta classificata. Il vice sindaco andrà a premiare Renato Barbalace. Inizia lei a premiare la sesta classificata. Le ragazze non sanno nulla, sono nel dietro le quinte, pronte per ricevere la fascia. La riceveranno in mano, poi la indosseranno loro, sempre per mantenere quelle che sono le normative vigenti. Siamo pronti per andare a premiare la sesta classificata, ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia, la numero 3, Ionela Coiocaro, Ramuscello, provincia di Pordenone. È lei che sta arrivando, adesso non so se la telecamera andrà nel dietro le quinte per vedere quello che accade tra le ragazze, non sanno nulla, quindi per loro è una vieni, mascherina ovviamente. Ionela, sesta classificata, complimenti, ricevi la fascia, dovrai indossarla tu da sola, dal vice sindaco. Poi se la indossi male non ti preoccupare, poi perfetta, un applauso per Ionela, sesta classificata. Grazie, ammesse le finali regionali, puoi rientrare in camerino, grazie. Poi andiamo con Aldo Martinuzzi, andrà a premiare la quinta classificata. Prego Aldo, chissà se la quinta classificata suona, magari scopriamo che è una musicista, non lo sappiamo, potreste coinvolgerla nei vostri progetti. Quinta classificata è la concorrente numero 1, Chiara Mesaglio, un applauso per lei. Arriva da Palazzolo dello Stella, quinta classificata, ammessa alle finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, lo devo dire sempre e lo ripeto molto volentieri. Suoni qualche strumento tu, Chiara? No? No. Beh, imparerai, avrai l'occasione per imparare. Grazie Chiara. Daniele Del Fabbro, lei è pronto per premiare la quarta classificata. Paola, saliamo in classifica. La quarta classificata, ammessa alle finali regionali Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, la concorrente numero 9, Michela Modesto. Michela, dove sei? Dov'è Michela? Che arriva da Maiano. È lei la quarta classificata. Prego, la fascia può consegnarla. La Michela la indossa. Perfetto. Un sorriso per le nostre telecamere. Grazie Michela e grazie ovviamente a Daniele. Nevio Merlino andrà a premiare la terza classificata con il titolo di Miss B-Match. Terza classificata, anche lei ammessa alle finali regionali di Miss Italia Friuli Venezia Giulia, e la concorrente numero 4, Gaia Capitanio di Trieste. È lei. Al centro, sanno tutto ormai, le nostre ragazze sanno tutto. Grazie anche a Nevio, grazie davvero. Assessore Federico Artico andrà a premiare la seconda classificata, tradizionalmente con il titolo Miss Rocchetta Bellezza. Seconda classificata è la concorrente numero 10, Giulia Sofia Lupieri. Giulia arriva da Pradamano, quindi dalla provincia di Udine. Un po' emozionata. È il bello di Miss Italia e queste emozioni che passano anche a noi. Grazie ragazze. Grazie Assessore, grazie a lei davvero. Chiamiamo di nuovo sul palco il vice sindaco. Renato Barbalace, pronto per premiare la prima classificata. Paola, pronta ad accogliere anche tu la vincitrice del titolo di Miss in Onda 13°. Prima però vorrei fare un ringraziamento a Fabio Di Bernardo per la regia, Martina Beraldo, Simone Caramaschi e Marco Pasquariello. Grazie a queste persone perché riusciamo a realizzare tutto questo. Vince il titolo di Miss in Onda 13° la concorrente numero 7, Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli. È lei, Miss in Onda 13°. Questa fascia è tua. Non ti chiediamo di trasferirti da Cervignano a 13°, però dovrai andare spesso a 13° a trovare i nostri amici e vedere quante belle cose ci sono in quella città. Vice Sindaco, grazie davvero, e un grazie anche al Sindaco Baiutti per averci dato la possibilità di stare qui insieme a noi.
Paola Rizzotti, grazie. Adesso tu sai cosa fai. Stai qui al centro del palco, noi ci allontaniamo, abbiamo parlato di DNA Studio, in chiusura a sfumare andiamo, ci torna a trovare Michele. Michele, ci sei? Michele Mazzon è pronto? Ci fa un freestyle, come si dice. Noi chiudiamo qui e vi diamo appuntamento venerdì prossimo con un'altra puntata di Miss in Onda, sempre e solo qui su Telefriuli. Ciao a tutti, grazie Paola Rizzotti, grazie allo staff di Modashow.it, grazie a Tricesimo e complimenti alla nostra Miss in Onda Angelica Mazzero. Michele con noi, grazie a DNA Studio. Ciao! Arrivederci a venerdì prossimo. Ciao a tutti e grazie. Grazie Michele, grazie davvero. Ciao. Questa trasmissione è stata offerta da Morandini Immobiliare,